più leader nell'informazione locale, il nostro network che ha battuto tutti i record, annuncia la prossima acquisizione di TV12 Udinese TV, la televisione ufficiale della storica società di calcio di Serie A Udinese. Limite dei mandati per i presidenti di regione, guerra tra Lega e Forza Italia dopo lo stop di Tajani a Zaia. Salvini ribadisce non si deve ostacolare la scelta dei cittadini, il governatore limite anacronistico, contrattacco di Tosi, Zaia governa da 13 anni ma vorrebbe farlo per sempre. Odissea Olimpiadi, il Bob deve essere a Cortina, riusciremo ad avere tutto rispettando i tempi a budget senza spese multimilionarie, le parole del vice premier, mercoledì il vertice chiave. La trasmissione Report accusa il deputato del PD Alessandro Zan di essere il titolare di una società che incassa soldi dall'organizzazione del Pride Village di Padova, la replica del deputato. Un mese fa la tragedia che ha sconvolto l'Italia e il Veneto, Papagino, pensiamo ad una fondazione a suo nome e va a ringraziare il comune di Vigonovo, a febbraio la laurea per la 22enne. Ora dobbiamo ricostruire la nostra vita, i nostri microfoni, la moglie del 43enne di Martellago ritrovato ieri a Pordenone dopo una scomparsa durata 13 giorni, ha vissuto come un clochard. Mercoledì 13 alle 18 Antena 3 trasmetterà in diretta la messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia. La celebrazione sarà officiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre dunque, lo avete sentito dai titoli, parlando di noi, perché Media Nord-Est sempre più leader nell'informazione locale. Il nostro network, infatti, che ha battuto tutti i record, annuncia la prossima acquisizione di TV12 Udinese TV, la televisione ufficiale della storica società di calcio di Serie A, l'Udinese. Il network Media Nord-Est diventa sempre più grande, sempre più leader dell'informazione locale in Italia e annuncia la prossima acquisizione di TV12 Udinese TV, la televisione ufficiale della storica società di calcio di Serie A Udinese. Una nuova zampata del leone che consolida la leadership assoluta a Nord-Est e nel paese del gruppo di televisioni regionali già numero 1 per ascolti, con oltre 1 milione di telespettatori ogni giorno. Ad Antena 3, prima televisione regionale in Italia per ascolto Auditel, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4, si aggiungerà dunque nel nostro bouquet anche la televisione friulana amata dai tifosi bianconeri. Sono lieto di comunicare il prossimo passaggio di TV12 Udinese TV, che è la televisione ufficiale dell'Udinese Calcio, all'interno del network Media Nord-Est. È veramente un passaggio importante perché permetterà al nostro network di completare anche con la televisione di Udine la sua presenza capillare in tutto il Nord-Est. L'emittente Udinese TV resterà ancora l'emittente ufficiale dell'Udinese Calcio e proporrà i suoi contenuti sportivi, ma integrerà la sua informazione con l'attenzione all'informazione locale e agli eventi del territorio che contraddistinguono tutte le televisioni del nostro network. Un network che è arrivato a contare più di 100 dipendenti, 8 sedi e la leadership assoluta non solo nel Nord-Est ma in tutta Italia fra le televisioni locali. Questo accordo consentirà il mantenimento dei livelli occupazionali e la pianificazione di sempre nuovi investimenti per la costante crescita anche di TV12 Udinese TV, che resterà la televisione ufficiale dell'Udinese Calcio con esclusive e programmi sportivi ai quali si affiancherà un nuovo palinsesto di informazione dal territorio. Quindi è veramente un grande piacere poter dire e poter annunciare questo nuovo prossimo passaggio di Udinese TV all'interno del nostro network, e che così sarà composto da 5 emittenti televisive: Antena 3, Rete Veneta, TNE Tele Nord-Est, Tele 4 e Udinese TV TV12. In particolare nel Friuli Venezia Giulia alla presenza su Trieste si aggiungerà la presenza su Udine, completando il vero polo informativo regionale anche in quella regione. E in ogni caso l'obiettivo nostro sarà sempre e solo quello di essere vicini a voi telespettatori, che è la nostra vera e unica missione: offrire un servizio pubblico di autorevolezza, di informazione e di vicinanza al territorio. Siamo alla politica e iniziamo subito mostrandovi il sondaggio di questa sera, ed è un interrogativo che riguarda il futuro dell'attuale presidente del Veneto Zaia in uno scenario di terzo mandato che sembra
sempre più lontano, e lo approfondiremo proprio questo tema tra pochissimo nei nostri servizi. Quello che vi chiediamo è questo, quel quesito che vedete ora in sovrimpressione. Secondo voi Zaia si candida alle europee? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691. Se la vostra risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E allora approfondiamo proprio la tematica del terzo mandato, perché il vice premier Salvini oggi a Mestre e lo stesso presidente Zaia replicano al no del ministro Tajani proprio al terzo mandato per i presidenti di regione. Se io fossi veneto lo vorrei per 50 anni Zaia governatore. Il no del vice premier Antonio Tajani al terzo mandato per i presidenti di regione irrompe a Mestre durante l'avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario con lo scalo veneziano. A rispondere al collega di governo è un altro vice premier leghista, Matteo Salvini, che ai giornalisti spiega che sarebbe pronto sin da subito a modificare la legge dei 2 mandati. I cittadini hanno sempre ragione, quindi se i cittadini scelgono ancora quel sindaco, ancora quel governatore o ancora quel parlamentare, dovrebbero avere il diritto di farlo. Secondo me significa limitare la possibilità di scelta per i cittadini. Mi spiace che qualcuno lo voglia limitare. Uno scontro che ha già il sapore di campagna elettorale, con le anime interne al centrodestra intenzionate a far sentire il proprio peso per la scelta di quello che sarà il candidato. Il no di Forza Italia da un lato, l'apertura del Carroccio dall'altra, in un confronto che vede nel mezzo quei governatori in scadenza di mandato, come lo stesso Zaia. Penso che il tema del blocco dei mandati sia qualcosa di anacronistico, visto e considerato che io trovo cittadini che vorrebbero rieleggere il sindaco uscente e non lo possono più rieleggere. Anacronistico perché ci sono solo 2 cariche che vengono elette direttamente dai cittadini, che sono il sindaco e il presidente della regione, e guarda caso sono le 2 cariche che hanno il blocco dei mandati, il che vuol dire che il sindaco non può andare a fare il sindaco per più di 2 mandati, ma può stare una vita in Parlamento. A me piacerebbe avere una risposta rispetto a questo. Io ho letto che dice che è sano, ecco, la giro con una domanda: cosa vuol dire sano bloccare l'amministratore dopo 10 anni? Perché sano si presta a molte interpretazioni. Siccome io penso che sano sia anche un termine pericoloso, vorrei capire da Tajani cosa significa sano. E a chi anche in passato aveva giustificato il blocco dei mandati tirando in ballo il rischio che si creino centri di potere, il presidente del Veneto replica così. Questo paese deve decidere se vuole avere la figura centrale e l'attore protagonista deve essere il cittadino nel scegliere la classe dirigente, bisogna sbloccare i mandati. Se vogliamo lasciare tutto in mano alla politica, ne prendo atto. Mi chiedo come mai non si propone mai il blocco dei mandati ai parlamentari. E sulla questione da Forza Italia il contrattacco durissimo di Flavio Tosi. Zaia governa dal 2010 ma vorrebbe farlo per sempre. Arriva puntuale come una sciabolata la nota durissima di Flavio Tosi dopo le parole del governatore poche ore prima a Tessera. Che ormai sia un campo di battaglia tra il coordinatore regionale di Forza Italia e la Lega, soprattutto il numero 1 di Palazzo Balbi, è chiaro da tempo. Attacco frontale da mesi sulla sanità veneta e poi il saccheggio di esponenti del Carroccio che potrebbe a breve anche destabilizzare la giunta regionale. Quella giunta che Zaia guida da 13 anni. Definisce anacronistico il limite ai mandati ai presidenti di regione fissato dalle leggi statali, attacca Tosi, ma gli ricordo che è stata proprio la regione Veneto nel 2012, con lui presidente, a fissare il limite dei 2 mandati per gli assessori regionali. Pertanto Zaia, da questo punto di vista, non mi sembra un campione di coerenza. È contro il tetto dei mandati se lo dice la legge nazionale, a favore del tetto se invece è la legge regionale varata da lui a fissarlo per gli assessori. Ma non è finita. Forse Zaia lo ha dimenticato, continua Tosi, ma è presidente regionale dal 2010, quindi di fatto è già al terzo mandato, il prossimo che lui agogna sarebbe il 4. È da 13 anni che guida il Veneto, in termini di grandi opere pubbliche non ha fatto granché, è vero. Il passante, la pedemontana e tutti i nuovi grandi ospedali non si devono certo a lui, quindi comprendo che potrebbe non essersi reso conto del tempo trascorso. Un j'accuse durissimo che si chiude così. È singolare che pur di ottenere ciò che vuole, cioè governare per 20 anni, Zaia sia lei con la sinistra e quindi faccia asse con i presidenti della Campania De Luca, della Puglia Emiliano e dell'Emilia Romagna Bonaccini. Questo la dice lunga. Dal PD Veneto però i vertici regionali fanno capire da tempo che la musica in Veneto è diversa sul tema del limite ai mandati.
Già nel giugno scorso le parole del segretario Dem Andrea Martella erano state molto chiare. Troppo spesso, spiegava, si assiste a uno strapotere dei governatori. Troppo spesso le giunte diventano luoghi di ratifica e i consigli regionali perdono il ruolo che dovrebbero avere. Per questo, aveva chiuso Martella, il limite dei 2 mandati per le cariche che elette direttamente dai cittadini esercitano un potere esecutivo resta indispensabile. Se una patria ha bisogno del salvatore, è perduta. E oggi a Mestre il vice premier Salvini ha parlato anche di Olimpiadi e di pista da bob a Cortina. Posso assicurare ai veneti che faccio e faremo di tutto perché nessuno scippi al Veneto quello che il Veneto si è conquistato, e quindi il bob deve essere a Cortina e faremo di tutto perché così sia. Matteo Salvini tira dritto, il bob deve essere a Cortina rispettando tempi, budget e senza spese milionarie. Il ministro conferma dal palco allestito a Tessera in occasione dell'avvio dei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria che collegherà l'aeroporto Marco Polo con la stazione di Mestre la volontà ferma di aprire al più presto il cantiere a Cortina. Un budello light al quale stanno lavorando tecnici di eccellenza del Ministero per fare in tempo e per far scendere gli olimpionici del bob nella rinnovata Eugenio Monti. In passato si è perso un po' di tempo, se siamo arrivati oggi a discuterne è perché evidentemente si è perso qualche anno, mettiamola così, visto che le Olimpiadi le abbiamo vinte 4 anni fa. Però io rispondo di quello che faccio io, mi sto impegnando. In Veneto il ministro trova buona sponda nel presidente Zaia che sin dalla dichiarazione spiazzante del presidente del CONI Malagò a Mumbai ha fatto precise richieste e visto che sembra oramai naufragata l'idea di ridistribuire le gare, l'unica opzione percorribile oggi è e resta quella di correre per non far perdere a Cortina il treno a 5 cerchi. E pensare a un progetto light, cioè con le stesse infrastrutture ma con finiture che siano, diciamo, normali. Diciamo finiture assolutamente dignitose ma non sfarzose, ecco, diciamo così. E mentre governo e regione premono sull'acceleratore olimpico, le associazioni ambientaliste dell'arco alpino sono scese di nuovo in campo con una lettera inviata al presidente del CIO Thomas Bach. La battaglia, scrivono, ha assunto toni esclusivamente politici in un clima di confusione, approssimazione, cambi di idee continui. Lo sport non c'entra più niente, affermano, auspicando che la scelta ricada su uno degli impianti già disponibili presenti all'estero. Il verdetto è in capo al Comitato Olimpico. Nei prossimi mesi abbiamo di fronte 2 strade, non Milano-Cortina. Sì o no? CIO ci ha già dato l'ok per il progetto olimpico, io mi occupo solo di rispettare i tempi e di non spendere troppi soldi. E allora vediamo nel dettaglio cosa è stato presentato oggi a Mestre alla presenza del ministro Salvini. Circa 8 chilometri di nuova linea ferroviaria per connettere l'aeroporto di Venezia Marco Polo alla rete ferroviaria nazionale, così da potenziare l'intermodalità treno-aereo e incentivare i passeggeri ad utilizzare il treno per i propri spostamenti, anche in vista dell'aumento dei flussi turistici sul territorio proprio in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono stati avviati oggi all'interno del cantiere in località Tessera Venezia i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Venezia e il suo aeroporto. L'opera prevede un investimento complessivo di circa 644 milioni di euro, in parte finanziato anche da fondi PNRR. L'attivazione del nuovo collegamento è prevista per dicembre 2025, in tempo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 8 km, di cui 3,4 in galleria, che collegherà Venezia appunto all'aeroporto Marco Polo. La trasmissione di Rai 3 Report accusa l'onorevole del PD Alessandro Zan di essere titolare di una società che incassa soldi dall'organizzazione del Pride Village di Padova. Il deputato respinge le accuse e dice lo faccio a titolo gratuito. Ribadisco che non ho mai percepito alcun guadagno dalla manifestazione, che sono orgoglioso di aver fondato e che ha un importante valore sociale. I documenti lo attestano e sono pubblici. L'onorevole del PD Alessandro Zan risponde con un post su Facebook al servizio di inchiesta di Report, che lo accusa di conflitto di interessi in quanto titolare di una società, la Be Proud SRL, che incassa i guadagni, oltre 1 milione di euro, della manifestazione Pride Village che si svolge ogni estate in fiera a Padova, con eventi e incontri
incontri dedicati alla difesa dei diritti della comunità LGBTQIA di cui Zan è paladino. Il deputato padovano respinge ogni accusa e, come fatto ai microfoni di Report a cui non si è sottratto, sottolinea in una dichiarazione su Facebook di essersi sempre messo a disposizione come volontario e a titolo gratuito, come confermano le dichiarazioni obbligatorie annuali alla Camera dei Deputati, aggiunge Zan, che spiega come la società serva solo ad organizzare il Pride Village e gli incassi vengono ogni anno utilizzati per la realizzazione della manifestazione stessa. Per l'onorevole PD, firmatario del famoso disegno di legge contro l'omotransfobia che porta il suo nome, non ci sarebbe dunque nessun conflitto di interesse. Zan ribadisce di aver solo prestato il nome per la società, per spirito di servizio e non per i guadagni. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Un mese fa l'assassinio di Giulia Cecchettin, il papà annuncia che creerà un'associazione a suo nome. Intanto domani il Consiglio di amministrazione dell'Università di Padova verrà convocato e all'ordine del giorno l'attribuzione della laurea alla 22enne. A febbraio a Giulia Cecchettin verrà conferita la laurea in ingegneria biomedica. La conferma arriva da Papagino durante la trasmissione Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio. Cecchettin ha annunciato anche che sta pensando di creare una fondazione nel nome di Giulia. Un mese fa il delitto della 22enne studentessa universitaria per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che non aveva accettato la fine della loro storia. L'11 novembre Giulia, che aveva appena inviato alla sua relatrice la stesura finale della tesi di laurea per l'approvazione, era uscita per andare alla nave De Vero per un ultimo appuntamento con Filippo Turetta, ma il giovane dopo la cena la riaccompagna a casa e l'aggredisce con ferocia armato di coltello per ben 2 volte, prima in un parcheggio di Vigonova a pochi metri dall'abitazione dei Cecchettin e poi nella zona industriale di Fossò. Infine viaggia per ore e abbandona il corpo di Giulia in una zona boschiva di Piancavallo vicino al lago di Barcis e scappa in Germania. Il femminicidio di Giulia ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Purtroppo però, oltre al mare d'affetto, la famiglia Cecchettin ha dovuto fare i conti con gli insulti del web e per questo ha presentato 2 denunce per le minacce ricevute. Il legale di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, ha confermato di aver presentato una querela per diffamazione alla polizia postale a nome del padre della ragazza per i messaggi contenenti decine di frasi di odio. Una seconda querela per diffamazione è stata fatta invece da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che in un post aveva scritto che la sorella di Giulia ha simboli satanici e fa la recita. Oggi anche lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, sui social ha messo un ultimo post parlando della gestione del dolore. Solo chi è nella stessa condizione può permettersi di dire la sua. Non ci sono regole, scrive lo zio. Ognuno reagisce al dolore a modo proprio. Intanto il comune di Saonara, per ricordare la 22enne ad un mese dalla morte, ha pubblicato sul sito internet la foto di un fiocco rosso e la poesia di Gibran letta da Gino Cecchettin durante i funerali della figlia. Si era allontanato senza dare sue notizie il 27 novembre. Ora, dopo il ritorno a casa di Luca Livieri, parla la moglie Elisa, pronti, dice, a ricominciare una vita insieme. Volevo ringraziare le forze dell'ordine per tutto il lavoro che hanno svolto e ringraziare il ragazzo degli Ultras del Mestre che ha fatto la segnalazione ieri sabato a Pordenone e grazie a lui siamo andati a prenderlo. Dopo quasi 2 settimane di angoscia, Elisa Marangoni può tirare un sospiro di sollievo. Il marito Luca Livieri è tornato a casa. Per cercarlo, dopo un allontanamento improvviso e inspiegabile, era partita una mobilitazione che da Martellago si era estesa a mezzo Veneto, fino all'avvistamento decisivo, sabato, da parte di un amico Ultras del Mestre che l'aveva incrociato a Pordenone. Era la prima buona notizia, Luca è vivo, ed anche il passo determinante su dove cercarlo. Elisa non ha aspettato. Mi sono fatta coraggio insieme a una cara amica che mi ha aiutato in questo percorso e sono andata a Pordenone appunto perché dovevo vedere coi miei occhi se realmente era lì oppure no. E l'ho trovato in stazione, era lì da 10 giorni. Luca era spaesato, in stato confusionale, mangiava alla Caritas e viveva per strada, ma ha subito accettato di tornare a casa, a riabbracciare i suoi bambini. Tutto si risolve, aveva detto Elisa ai nostri microfoni. Si tratti di incomprensioni o di quei debiti di cui si è parlato quando, dopo l'allontanamento da casa, si erano scoperti dei prelievi effettuati dal marito sul suo conto corrente. Ci sarà tempo per chiarire tutto e ricominciare. Come sta adesso?
Adesso si è ripreso, avremo un percorso con un psicologo giusto per affrontare questi 12 giorni che lui ha affrontato vivendo per strada, e speriamo di risolvere quanto prima, dai. Però sta bene, ieri ha mangiato e tutto a posto. Un appuntamento che riguarda la nostra programmazione: mercoledì 13 alle 18 Antena 3 trasmetterà in diretta la messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia. La celebrazione sarà officiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Al termine andrà in onda il telegiornale di Treviso e subito dopo i telegiornali di Veneto e Venezia. È davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Tempo inizialmente stabile ma con molte nubi, pressione che tende a diminuire nel corso di questa giornata. Il dettaglio ora di martedì 12 dicembre. Sul Veneto avremo foschie, nebbie e nubi basse nelle ore più fredde, specie al mattino, quando localmente potrebbero risultare solo in parziale dissolvimento. Verso sera probabili precipitazioni deboli ma diffuse. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra lo 0 e 4 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino possibili foschie e nebbie, non escluse però locali schiarite. A seguire cielo coperto e dentro sera-notte piogge un po' ovunque. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sole la mattina, poi nuvolosità estesa e via via qualche pioggia. Temperature minime tra 1 e meno 1 grado, massime sui 7 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.